Buonasera. Il Gattopardo è un classico intramontabile tra i più importanti del Novecento italiano e i suoi temi, le sue ambientazioni sono centrali per l'allestimento dell'edizione 2023 del Gattopardo d'Oro. Allora buonasera, benvenuti qui a Palma di Montechiano, che ospita la terza edizione del premio che celebra allo stesso tempo un grande scrittore, Tommaso di Lampedusa, e un grande regista, Luchino Visconti. Permettetemi intanto di fare un saluto a Nino Graziano Luca, il direttore artistico di questa manifestazione. Anche per lui c'è una celebrazione, 35 anni di attività dedicati allo studio di Tommaso di Lampedusa. Allora lo voglio ringraziare perché lui questa sera non è qui per un serio problema di salute, gli è stato impedito di prendere l'aereo, ci segue spiritualmente e praticamente anche attraverso il telefono, quindi facciamogli un grande applauso. E allora ripercorriamo un po' gli scenari di questa piazza e di questa ambientazione. In questa piazza ci fu per la prima casa, scusate mi sposto un po' verso la luce perché i riflettori sono puntati in maniera strana. In questa piazza ci fu la prima casa dei Tommasi, l'edificio alle mie spalle, Fontati il primo palazzo ducale, la prima residenza dei Tommasi. Il monastero delle Benedettine fu, e adesso qui devo cercare di leggere, costruito tra il 1653 e il 1659 per volontà del duca santo Giulio Tommasi. Questo si unì con un felice matrimonio e con 6 figli, ma a un certo punto si sentì chiamato alla vita da eremita e decise di ritirarsi e di vivere in povertà. La moglie e le figlie invece si ritirarono in convento.
Questo luogo fu citato all'interno del Gattopardo come il monastero di Santo Spirito. Sono tanti i personaggi legati a questo luogo all'interno del romanzo, ma il rapporto tra Palma di Montechiaro e il romanzo del Gattopardo lo chiarisce molto bene Giuseppe Tomasi di Lampedusa in una lettera indirizzata al barone Enrico Merlo di Tagliavia, in cui scrive: donna fugata come piazza e Palma, come palazzo e Santa Margherita. Per quanto riguarda il film Il Gattopardo, almeno nelle sue speranze e nelle sue intenzioni, Luchino Visconti avrebbe voluto girarlo proprio qui, a Palma di Montechiaro, e chissà quale luogo avrebbe scelto per la scena finale del ballo, quella alle nostre spalle, oppure il secondo palazzo ducale, non lo sapremo mai. Questa piazza, così raccolta, è un salotto ideale per il ballo del Gattopardo. Allora immaginate di essere proiettati nel novembre del 1862 per godere dell'unica danza che si vede per intero nella trasposizione cinematografica di Luchino Visconti, con la coreografia di Alberto Testa, la musica di Nino Rota, la mazurka. Faccio un po' strada tra di voi, tra voi ballerini. I danzatori della Compagnia Nazionale di Danza Storica, reduce da 2 film prodotti dalla Disney, hanno riproposto una delle coreografie più amate in costume dell'Ottocento, sulla grande composizione musicale di Nino Rota. Ed è con un premio, un grande musicista, che noi apriamo la sezione dei conferimenti per l'edizione 2023 del Gattopardo d'Oro, ma non vi svelo subito chi è, e andiamo invece ad ascoltare l'orchestra Ensemble Bellini del Conservatorio Vincenzo Udini di Catania in Beautiful That Way, canta Ornella Brunetto. Without a reason why, love
cerchiamo sempre la luce. Dov'è la luce? La luce è di qua. Allora, siamo al primo vincitore del Gattopardo d'Oro 2023, il maestro Nicola Piovani. Mentre sale sul palco leggiamo alcune note. Il vincitore del premio Oscar 1999 per le musiche del film La vita è bella, i 4 Davide di Donatello, 4 premi colonna sonora, 4 nastri d'argento, 2 Ciacchi d'oro, il Globo d'oro della stampa estera. Buonasera, buonasera, il premio Elsa Morante, eccolo qua. 2 volte nomination al Cesar, che è un pianista, compositore, direttore d'orchestra, autore di colonne sonore di fama mondiale, che con la sua musica ha saputo far emozionare il mondo intero, incantando pubblico ed esperti del settore per la sua eccezionale maestria. Beh, complimenti maestro, e grazie per la sua presenza. Siamo stati prima a chiacchierare un po' insieme. Che le sembra qui prima al Montegiano? Buonasera a tutti quanti, buonasera a tutti, funziona? Non funziona, dateci un altro microfono. Buonasera, un applauso. Allora, abbiamo qualche difficoltà maestro questa sera per la luce, che come vede io cerco, e anche per il microfono. Prendiamo questo? Ma li risolviamo, questi sono piccoli inconvenienti. Grazie. Buonasera, buonasera. Rifacciamo l'applauso, buonasera, il nostro primo vincitore del Gattopardo d'Oro. Non è una gara, ma una premiazione importante. Beh, un bel premio. Ho detto, lo ripeto, io ho un debole per i premi. Mi piacciono proprio, mi piace essere premiato, mi piace, fin da quando ero bambino che mi davano un premio a scuola, la medaglia d'oro, io ero felice. Quindi figurarsi, poi... E non sa quanto è bello questo. Il Gattopardo d'Oro su questa piazza magnifica. Grazie alla giuria a chi mi ha dato questo privilegio. Allora andiamo a parlare della vita è bella, perché molto spesso insomma, quando c'è una musica così importante la trama scompare, qui invece trama e musica si sono assolutamente integrate in un connubio eccezionale. Come è andata? Come l'ha composta? Lasciandomi emozionare dal film, quando si lavora bene nel cinema la musica deve potenziare la trama, non deve far scomparire la trama, se no diventa un'occasione per far sentire una bella musica. Era un film di grande emozione, la sceneggiatura era di grande emozione, mi ci sono tuffato dentro e ho cercato di restituire quell'emozione lì. C'è una cosa banale, sto dicendo, ma è andata esattamente così. Lei la racconta come una cosa banale, in realtà compone una musica che le ha portato, no? Una premiazione molto più importante della nostra, cioè l'Oscar non è una cosa da poco. Vediamo un premio è sempre un premio, un premio è sempre un premio. Non c'è quantità. Siamo qui, che bellezza, è meglio di questo che c'è. Allora, vediamo qualche frammento di questa premiazione. E il vincitore è Nicola Piovani, La vita è bella. Attualmente in questo momento è impossibile parlare delle mie emozioni in inglese. Posso solo dire grazie alla giuria, all'Academy, grazie Roberto.
scatenato, insomma. Io non lo vedevo Bellini scatenato e poi praticamente non vedevo niente perché Come me. è arrivata totalmente a sorpresa. Eravamo lì per prendere una nomination che già era un grande premio, non lo sapevamo. E quindi una sorpresa così non ti fa restare tanto lucidi. E infatti non sono riuscito a dire niente. Ma ripensandoci che cosa direbbe? Se fosse oggi No, un po' più... le stesse cose, thank you. Thank you very much, thank you very much. Allora, ha lavorato, insomma, ma credo non sia necessario ricordarlo, però con i Fratelli Italiani, Nanni Moretti, Mario Monicelli, Giuseppe Tornatore, Federico Fellini, e via di seguito. Qui, insomma, nelle note c'è scritto prendendo di fatto il posto dello scomparso Nino Rota, detta così fa un po' impressione. Comunque, andiamo invece a parlare della sua impressione rispetto al Gattopardo, cioè lei ovviamente no, ha visto come Chi non l'ha visto? chi non l'ha visto, cioè il film forse più conosciuto, il romanzo più conosciuto nella storia della letteratura italiana. Sì. Qual è il suo rapporto con questo Gattopardo? Il rapporto che si ha con i grandi classici. Il Gattopardo nel cinema ormai è come l'Iliade, come l'Amleto, il Rigoletto per l'opera, è qualcosa che non si guarda più come un film, si guarda come veramente una mitologia realizzata e poi la riflessione che viene, se lo riguardi, che mi viene da fare era da ricordare cos'era il cinema, cosa è stato il cinema italiano e cosa potrebbe essere il cinema. E parliamo proprio di cinema, di musica e cinema. Ecco, c'è una differenza tra la musica per il teatro e la musica per il cinema? Qual è la chiave di lettura? Allora, fra la musica scritta per il cinema, io scrivo per il cinema, e la musica fatta per suonarla dal vivo, per andare a suonarla dal vivo, io negli anni mi sono dedicato molto al cinema, ho musicato più di 200 film, quindi adesso in questa stagione della mia vita intendo riequilibrare e di dedicarmi un po' di più ai concerti, a girare, andare a suonare nei teatri, all'aperto, al chiuso, in piazze come questa, perché in un tempo in cui si moltiplicano le immagini, le audio, i telefonini, poi l'iPad, ovunque, la musica dal vivo, l'arte dal vivo, il teatro dal vivo diventa sempre più prezioso, diventa qualcosa di insostituibile. E allora, prima di salutarci, prima della consegna del premio, lei domani è proprio per esibirsi? Domani sera sono a Roma, al Colosseo. Beh, è importante dirlo, magari c'è qualcuno che torna a Roma e poi... Domani sera suoniamo al Colosseo. Quindi prendiamo tutti l'aereo e andiamo a sentirla. Vi aspetto. Va bene, grazie. Allora consegna il premio, perché è importante che a questo punto consegniamo il premio, il sindaco di Palma di Montechiaro, ingegner Stefano Castellino. Eccolo qua. L'abbiamo detto, questa è la consegna del premio Gattopardo d'Oro, l'abbiamo già detto, è un premio forgiato, usiamo questa espressione, dal maestro orafo Michele Affidato, quindi lo ricordiamo che è anche un premio bellissimo da vedere, e quindi da un lato la statuetta e dall'altro il premio del Gattopardo. Ma prima di congedarci noi abbiamo un omaggio per il maestro. L'orchestra Ensemble Bellini del Conservatorio Vincenzo Bellini di Catania esegue il Quanto l'ho amato, canta Ornella Brunetto. Grazie. Voleva dire qualcosa, sindaco? Un saluto. Per fortuna facendo politica le parole non mancano mai. Al di là della battuta, grazie davvero a tutti per essere qui presenti, grazie a chi
e anche in piedi a vedere questo momento. Per noi è un privilegio accogliere il maestro Piovani e tutti gli artisti che sono oggi qui presenti. Palma ha iniziato in questi anni un percorso di rinascita e vuole semplicemente in maniera sommessa, umile, farsi conoscere nel mondo per le sue bellezze, per la sua capacità di donarsi al mondo e per la sua umanità. Siamo orgogliosi di avervi qui, aiutateci a diventare ambasciatori della nostra città. Viva Palma di Montegiano! Grazie, e adesso, come vi avevo annunciato, l'omaggio dell'orchestra Ensemble Bellini del Conservatorio Vincenzo Bellini di Catania, in quanto l'ho amato il canto Antella Brunetto. Grazie. Grazie. Oscuro sempre. Se tu m'avessi chiesto come stai, se tu m'avessi chiesto mi hai pensato, ti avrei risposto, beh certo sai, ti parlo però senza fiato, mi perdo nel tuo sguardo, lo sai, la stella polare sei tu, mi sfiori e ridi, no, così non vale, non parlo e se non parlo poi sto male. Quanto tu amati e quanto t'amo non lo sai, e non lo sai perché non puoi vedere, anche se resto in silenzio, tu mi capisci da te. Quanto tu amato e quanto t'amo non lo sai, non te l'ho detto e non te lo dirò mai, nell'amore le parole non conta la musica. Se tu m'avessi chiesto che si fa, se tu m'avessi chiesto dove andiamo, avrei risposto dove il vento va. Le nuvole fanno richiamo, mi piove sulla testa un temporale, il cielo nascosto sei tu, ma poi si perde in mezzo alle parole, per questo io non parlo e poi sto
davvero un bellissimo momento, ci siamo molto emozionati, ma noi vogliamo continuare a farvi sognare, vi facciamo sognare con la musica e con le immagini. Allora vogliamo farvi vedere il video proprio della prima mondiale al Cinema Barberini di Roma, era il marzo del 1963, del Gattopardo. Signori, tra qualche minuto sullo schermo appariranno le prime immagini del tanto atteso Gattopardo, che verrà proiettato in Super Tecnirama 70. Caro Visconti, siamo al momento buono, vero? Siamo al debutto e vorrei chiedere una cosa, anche Luchino Visconti è emozionato e nervosetto come tutti gli altri registi a queste grandi prime? No, nervosetto no, emozionato certo, sì, anzi ti dirò una cosa. Quando si arriva a questo momento ci si dà un po' come il condannato a morte, che si ha una sola cosa da dire, fate presto e mirate al cuore. E mirate al cuore. Mireremo al cuore con gli applausi perché sicuramente lo meriterà. Grazie Visconti per i commenti e auguri. Lombardo, dunque, ecco qui la telecamera, la prego, siamo anche noi al momento emozionati. Ecco, e volevo dirle una cosa, c'è una sorpresa, Bert Lancaster non è qui presente, vero? No, invece è presente, abbiamo telefonato a Bert Lancaster e vuol salutare tutti voi. Abbiamo telefonato alla sua casa di Beverly Hills a Los Angeles, la cuffia, metta la cuffia e ascolti la telefonata. Ciao a tutti, io sono molto dispiaciuto di non essere arrivato con gli amici questa sera nella prima di Gattopardo. Faccio tanti auguri al team, al regista Luchino Visconti, al produttore Goffredo Lombardo, anche se sono lontano da Roma, sono insieme a voi con il mio cuore. Auguri a tutti. E allora, anche all'epoca si facevano le sorprese, no? La sorpresa di una telefonata. E c'è ancora di più però, uno sprazzo, chiamiamolo così, un momento veramente importante del film, la scena più iconica del film, la scena del valzer. Un valzer. Nemmeno mi fossi messo d'accordo con lo stesso. Non le tanto. Come? È un valzer. O forse ti è già pensato. No, certo. Ti prego, scusa. E io sono felice, sì, tanto. Tancredi è proprio un amore, e anche lei è un amore, lo sa. Meno male che Tancredi non sente quello che dice. Dico da solo, sì, so di dove tutto. Anche Tancredi è vero, perché se lei non avesse voluto, certamente finiva. Finiva che Tancredi ti avrebbe sposato lo stesso. Eri tutta a te sola. No, non è vero. Sì, è vero, Angelica. Nessun Tancredi avrebbe resistito alla tua bellezza. Avevo sentito dire di lei che era un buon ballerino, principe. Mi dispiace di averti ancora delusa. È molto di più di un buon ballerino. Lei è un ballerino delizioso, veramente delizioso. Ma sì, mio padre. E però, La mazurka. stava guardando tutti, principe. Che splendida ragazza che parla con suo padre. È molto, molto bello.
Se gli applausi non sono scrosciati è solo perché un leone della tua specie incuta il rispetto non incoraggia sconvenienza. Ma ti meritavi un'ovazione. E ora dai al nostro tavolo a cenare con noi. No, Angeli, i ricordi di gioventù sono ancora molto vivi e so fin troppo bene quanto vi sarebbe fastidioso cenare con un vecchio zio. Questo non è vero. Ma sì, gli innamorati vogliono stare soli. E poi non ho molto appetito. Ora vai con te, Angelica, non pensate a me. Grazie, figlio. Grazie. Allora, una scena che è bello riproporre in questa piazza. E che attori, Alain Delon, Claudia Cardinale. L'abbiamo detto, quest'anno il premio Gattopardo d'Oro pone al centro del format il romanzo di Tomasi di Lampedusa. Tra l'altro la fama purtroppo per Tomasi di Lampedusa arrivò in realtà dopo la morte, cioè il romanzo fu pubblicato postumo, vinse anche lo Strega, questo è un po' il destino forse dei grandi scrittori, e appunto il legame tra il film e il romanzo. A questo proposito vi proponiamo un momento di spettacolo della Compagnia Nazionale di Danza Storica con una pagina del romanzo diventata iconica nella trasposizione cinematografica dei Pino Visconti, appunto il valzer ballato da Don Fabrizio, Barte Lancastre, Angelica, Claudia Cardinale, ma ve lo riproponiamo in una veste diversa, nuova, e quindi proveremo a farlo rivivere. Nel ruolo di Angelica questa sera a Palma di Montechiaro ci sarà la nipote di Goffredo Lombardo, produttore del film Il Gattopardo, che fa parte della danzatrice della Compagnia Nazionale di Danza Storica, Michela Sorrentino, che indosserà per l'occasione, facciamole già un applauso prima del suo arrivo, che indosserà per l'occasione una meravigliosa creazione appositamente realizzata dal costumista Andrea Artidio, ispirata all'originale abito di Piero Tosi. Sarà accompagnata dal ballerino Alessandro Gianvirtone. Prego. La coppia Angelica e Fabrizio fece una magnifica figura. Gli enormi piedi del principe si muovevano con delicatezza sorprendente e mai le scarpette di naso della sua dama furono in pericolo di essere stirate. La zampaccia di lui le stringeva la vita con vigorosa fermezza. Il mento poggiava sull'onda retea dei capelli di lei. Dalla scolatura di Angelica saliva un profumo di bouquet alla maresciallo, un'erba di pelle giovane, liscia. Alla memoria di lui risalì una frase di Cuneo: le sue lenzuola devono avere l'odore del paradiso. Era vero, nessun Tancredi avrebbe mai resistito alla sua bellezza unita al suo patrimonio. L'avrebbe sposata calpestando tutto. Una fitta però gli attraversò il cuore. Pensava agli occhi alteri e sconfitti di Concetta, ma fu un dolore breve. Ad ogni giro un anno gli cadeva giù dalle spalle. Presto si ritrovò come a 20 anni, quando in questa sala stessa ballava con Strega, quando ignorava ancora cosa fossero le delusioni, il tedio. Per un attimo, quella notte, la morte fu di nuovo ai suoi occhi, roba per gli altri. Grazie per questa bellissima coreografia e esibizione per la vostra classe. E siamo al secondo premiato di questa serata, di questa bella serata, Gattopardo d'Oro 2023 a Giovanni Cultrera di Montesano. Prego. Allora, mentre si accomoda qui sul palco, mi permetto di leggere qualche nota biografica. Sovrintendente del Teatro Massimo di Catania, pianista di fama internazionale. Nel corso della sua attività ha tenuto oltre 2000 concerti nei più
famosi teatri del mondo in oltre 40 nazioni. Buonasera. Eccolo qua. La sua carriera è costellata da importanti riconoscimenti, tra i quali una laurea honoris causa ricevuta nel 2007 a Palazzo Vecchio di Firenze, il premio di Ginaina, per il quale il suo nome figura nel prestigioso Albo d'Oro vicino a illustri artisti quali Riccardo Muti, Claudia Babbo, Giancarlo Menotti, Giulio Meda e Morricone, e insomma accanto alla sua attività, la sua carriera artistica, lei è stato anche ed è sovrintendente per il rilancio del Teatro Massimo Bellini di Catania. Allora, qui mi fermo perché magari è importante che dica lei qualcosa, perché è un'attività di grande importanza nel panorama culturale. Allora, che cosa? Lei è stato quindi anche allo Sferisterio di Macerata, al Reggio di Torino, insomma qui c'è tantissime attività e soprattutto una cosa importante che voglio sottolineare: ha avvicinato i bambini con la formula dell'opera pocket a questo genere di intrattenimento, un genere di intrattenimento non facile, prestando attenzione anche ai quartieri più disagiati. Ecco il video, la vediamo. Eccolo qua, Gattopardo d'Oro, Giovanni Cucera. Quali sono stati gli elementi vincenti per il rilancio del Teatro Bellini di Catania? Intanto grazie, buonasera Palma di Montechiaro, buonasera signor Sindaco, e sono felice di condividere questo prestigioso premio con illustri artisti nazionali e internazionali, per cui è veramente una gioia essere qua. Teatro Massimo Bellini, un ente di produzione musicale ma soprattutto un ente di bellezza. Noi abbiamo scelto come nostra campagna emozionale, vorrei chiamarla uno slogan, libertà di scegliere la bellezza. La musica è la libertà di scegliere la bellezza. Noi abbiamo un'opportunità, quella di avere delle cose belle e delle cose meno belle, scegliamo sempre la bellezza. Con questo slogan abbiamo voluto anche invitare tutti i giovani, giovanissimi, i ragazzi, e quindi anche la formula dell'opera lirica, chiamiamola pocket, perché anche dalle scuole elementari abbiamo avuto oltre 6.000 ragazzi, e quanti non sono riusciti ad accedere purtroppo, ma faremo tante altre recite. Ecco, abbiamo proposto una formula innovativa, un po' ridotta, ma esattamente per spiegare loro che cos'è un'opera lirica. Ci sono tante formule che si sono rivelate vincenti post, sicuramente la passione, l'amore, ma soprattutto in un momento difficile che il teatro attraversava, prima dell'arrivo di questa nuova compagine, ci siamo stretti tutti intorno a una missione, quella di voler, insieme a tutti i dipendenti artistici, tecnici, amministrativi, di credere, perché il teatro aveva dei problemi economici ma soprattutto problemi di personale, quindi aveva delle implosioni interne. La gioia di condividere qualcosa di prezioso come la musica, l'arte, la bellezza, e qui la letteratura ne è testimone, ecco, ha fatto da traino. Stare tutti insieme sicuramente è sempre un'arma vincente. Poi immediatamente, subito dopo l'insediamento, è arrivata la pandemia, un'altra tegola, soprattutto per chi svolge un lavoro artistico. Immaginiamo un'orchestra che si deve allontanare quanto di più il naturale e dissacrante per il distanziamento famoso sociale. Però un'altra scelta che ci ha premiato è quella di chiedere ai nostri fedeli abbonati
di non restituire gli abbonamenti come si è fatto in tutta Italia. Noi abbiamo tenuto fede alla stagione, anche se ci sono voluti 2 anni e mezzo, quasi 3 per ultimarla e per chiudere. Ecco, ci siamo uniti intorno a quella che è il cuore della città, cioè il nostro pubblico che ci ha seguito, quindi un'altra di quelle valenze. E poi la qualità, la quantità e soprattutto il cuore penso siano state le scelte determinanti per arrivare poi anche a prestigiosi riconoscimenti. Ho avuto piacere a vedere l'ICMA, l'International Classic Music Award, che il Teatro Massimo Bellini ha preso nella prima storia, che è considerato proprio l'Oscar della lirica, quindi la miglior esecuzione, registrazione di un'opera lirica è stato premiato con questo grande riconoscimento internazionale. Lo dedico ovviamente a tutto il personale artistico, tecnico e amministrativo dell'ente. Allora, qualche piccola anticipazione sulla prossima stagione, immagino che sarà ricchissima, diamo qualche... Siamo già in campagna abbonamenti, ancora fino a dicembre l'opera lirica ci si potrà abbonare. Intanto ieri è cominciato il Bellini International Context, questa rassegna internazionale della regione siciliana che vuole una sinergia di teatri tra Palermo, Catania e Messina, anche se noi come Catania ovviamente la facciamo da protagonisti, in quanto il nostro amato Vincenzo Bellini ha avuto i suoi natali e noi ne siamo orgogliosi nella nostra città. E ancora un mese di 40 iniziative, per poi arrivare alla fine della stagione con 2 opere liriche importantissime, La figlia del reggimento e La Traviata. E poi cominciamo con la nuova stagione. Questa nuova stagione vedrà una Turandot, un'apertura, grande regia di Alfonso Signorini, per continuare con Rigoletto, Gioconda, Lucia di Lammermoor. E poi una novità assoluta: abbiamo voluto dedicare a un figlio illustre della nostra terra, Luigi Pirandello, una commissione per una bellissima opera lirica. Il Belretto a Sonagli, da testo di prosa diventa opera lirica, quindi messa in scena con musica. Ringrazio il maestro Tutino e la regia di Liverpool. È un'operazione molto importante anche spiegare e mettere in scena, proprio commissionare nuovi lavori. È un'opera di grande fantasia. E avremo anche La Lupa, Verga, del Berretto a Sonagli in prima assoluta al Teatro Massimo Bellini. Tra l'altro colgo l'occasione e il piacere di condividere questo premio con il grande maestro Nicola Piovani. Avremo in stagione anche il maestro Nicola Piovani. 3 appuntamenti, anzi lo diciamo subito, 10 febbraio e 11 febbraio, La Pietà, una splendida opera del maestro Piovani con Sergio Rubini, Amy Stewart, Desiderio Ancatore, tanti protagonisti, e poi orchestra che è il coro del Teatro Massimo Bellini. Poi avremo il sestetto di Nicola Piovani, per cui anche gli amanti di questo genere lo potranno vedere vicino. Grazie, direi che insomma, è giunto il momento della premiazione, tutta meritata con tutti questi appuntamenti. Consegna il premio il sindaco di Agrigento, dottor Francesco Miccichè. Saluto velocissimo perché ho sforato, ho già sforato. Grazie, buonasera a tutti, buonasera a Parma di Montechiaro. Un saluto affettuoso anche al mio collega e amico Stefano Castellino, un grande sindaco. Io voglio soltanto rubare 2 minuti perché stasera questa è la testimonianza che Parma di Montechiaro ha partecipato con la sua cultura affinché io possa avere raggiunto questa opportunità, questo obiettivo di capitale italiana della cultura 2025. Siamo riusciti perché non ci siamo presentati da soli, ma ci siamo presentati con l'intera provincia, quindi un patrimonio culturale già forte, importante agrigentino si è andato a sommare al patrimonio culturale dell'intera provincia, ivi compresa Lampedusa. Quindi siamo stati devastanti dal punto di vista positivo rispetto alle altre 9 città che erano candidate, e ce n'erano anche forti, solo Lubria aveva Orvieto, Assisi e Spoleto che erano fortissime. Grazie. Allora consegniamo però il premio al nostro premiato. Grazie, una foto.
premiazione. La terza premiazione, Gattopardo d'Oro 2023 all'attrice Deborah Caprioglio, eccola qui. Leggiamo anche per Deborah Caprioglio le note biografiche, una delle attrici più complete della scena italiana. Si è affermata a livello internazionale con il film Pagarini diretto da Klaus Kinski, ha subito dopo alternato ruoli impegnati ad altri che le hanno dato grande popolarità come quelli con Tinto Brass. Donna simpatica, divertente e colta, ecco, questa è la definizione che abbiamo dato di Deborah, grazie, benvenuta. Voglio citare qualche film che ho girato al cinema con Francesca Artibugi nella pellicola Gli occhi chiusi, con Vittorio Sindoni Non lasciamoci più, con Ugo Pipi in Albergo Roma, e come non ricordare poi per la televisione anche Provaci ancora prof, Morte di un confidente di Manetti Prosi. In teatro ha portato la sua verve multiforme, come è possibile evincere dai titoli che l'hanno vista protagonista, con Monicelli, Missiroli, Beppe Arena, Mario Scaccia, e poi Non fu gentile, fu gentileschi di D'Alessandro e Valdi. Siamo appunto di fronte a questo meraviglioso monastero che è noto nel libro come il monastero delle Benedettine, ma che nel romanzo Tomasi di Lampedusa ha reso noto come il monastero di Santo Spirito. Allora noi entriamo nel monastero con le parole di Tomasi di Lampedusa lette da Deborah Caprioglio. Grazie. Buonasera. Il monastero di Santo Spirito. Abitudini secolari esigevano che il giorno seguente all'arrivo la famiglia Salina andasse al monastero di Santo Spirito a pregare sulla tomba della Beata Corbera, antenata del principe che aveva fondato il convento. Lo aveva votato, santamente vi era vissuta e santamente vi era morta. Il monastero era soggetto a una rigida regola di clausura e l'ingresso ne era sbarrato agli uomini. Appunto per questo Don Fabrizio era particolarmente lieto di visitarlo, perché per lui, discendente diretto della fondatrice, la esclusione non vigeva, e di questo suo privilegio, che divideva soltanto col re di Napoli, era geloso e infinitamente fiero. Questa facoltà di canonica prepotenza era la causa principale, ma non l'unica, della sua predilezione per il Santo Spirito. In quel luogo tutto gli piaceva, cominciando dall'umiltà del paratorio rozzo, con la sua volta botte centrata dal Gattopardo, con le sue duplici grate per le conversazioni, con la piccola ruota di legno per far entrare e uscire i messaggi, con la porta ben squadrata che il re e lui, soli maschi nel mondo, potevano lecitamente varcare. Gli piaceva l'aspetto delle suore, con la loro larga bavetta di candidissimo lino, a piegoline minute, spiccante sulla rude tonaca nera. Si edificava nel sentir raccontare per la 20ª volta dalla badessa gli ingenui miracoli della Beata, nel vedere come essa gli addicasse l'angolo del giardino malinconico, dove la Santa Monaca aveva sospeso nell'aria un grosso sasso che il demonio, innervosito dalla di lei austerità, le aveva scagliato addosso. Si stupiva sempre, vedendo incorniciate sulla parete di una cella le 2 lettere famose e indecifrabili, quella che la Beata Corbera aveva scritto al diavolo per esortarlo al bene, e la risposta di lui che esprimeva, pare, il rammarico di non poter obbedirla. Gli piacevano i mandorlati che le monache confezionavano su ricette centenarie. Gli piaceva ascoltare l'uffizio nel coro ed era financo contento di versare a quella comunità una parte non trascurabile del proprio reddito, così come voleva l'atto di fondazione. Quella mattina, quindi, non vi era che gente contenta nelle 2 vetture che si dirigevano verso il monastero, appena fuori dal paese. Nella prima stavano il principe con la principessa e le figlie Carolina e Concetta.
Nella seconda, Tancredi, la figlia Caterina e padre Pironi, i quali, ben inteso, si sarebbero fermati extramuros ed avrebbero atteso nel parlatorio durante la visita, confortati dai mandorlati che sarebbero apparsi attraverso la ruota. Concetta appariva un po' distratta ma serena e il principe volle sperare che le fanfaluche di ieri fossero passate. L'ingresso in un convento di clausura non è cosa breve, anche per chi possegga il più sacro dei diritti. Le religiose tengono a far mostra di una certa riluttanza, formale sì, ma prolungata, che del resto conferisce maggiore sapore alla già scontata ammissione. Benché la visita fosse attesa, si dovette quindi aspettare un bel po' nel parlatorio. Fu verso la fine di questa attesa che Tancredi improvvisamente disse al principe: «Zio, non potresti far entrare anche me? Dopotutto sono per metà salina e qui non ci sono stato mai». Il principe fu in fondo lieto della richiesta, ma scosse risolutamente il capo. «Figlio mio, lo sai, io solo posso entrare qui, per gli altri è impossibile». Non era però facile smontare Tancredi. «Scusa, zione, ho riletto stamane l'atto di fondazione in biblioteca. Potrà entrare il principe di Salina e insieme a lui 2 gentiluomini del suo seguito, se la badessa lo permetterà. Farò il gentiluomo al tuo seguito, farò il tuo scudiere, farò quello che vorrai, chiedilo alla badessa, te lo prego». Parlava con inconsueto calore, voleva forse far dimenticare a qualcuno gli inconsiderati discorsi della sera prima. Don Fabrizio era lusingato. «Se ci tieni tanto, caro, vedrò». Ma Concetta, col suo sorriso più dolce, si rivolse al cugino. «Tancredi, passando abbiamo visto una trave per terra davanti alla chiesa, alla casa di Ginestra. Vai a prenderla, farai più presto ad entrare». L'occhio azzurro di Tancredi si incupì e il volto gli divenne rosso come un papavero. Non si sa se per la vergogna o per l'ira. Voleva dire qualcosa a Don Fabrizio, sorpreso, ma Concetta intervenne di nuovo con voce cattiva adesso e senza sorriso. «Lascia stare, papà, lui scherza, in un convento almeno c'è stato e gli deve bastare, in questo nostro non è giusto che entri». Con un fragore di chiavistelli tirati, la porta si apriva. Entrò nel parlatorio fuso la frescura del chiostro insieme al parlottare delle monache schierate. Era troppo tardi per trattare e Tancredi rimase a passeggiare davanti al convento sotto il cielo infuocato. Allora, grazie a Deborah Capriolio, grazie per questa bella lettura intensa e un brano difficile, sì, un brano difficile. Molto bello e soprattutto letto di fronte al luogo del esatto, un po' di brividi nonostante il calduccio della serata. Una scenografia meravigliosa, la sua scenografia. Allora, Deborah Capriolio, premiata con il Gattopardo d'Oro 2023 per lo spettacolo teatrale Non fui gentile più gentile, scriviamo allora un video. Allora, questo testo è stato scritto da Roberto D'Alessandro, è un autore e regista con cui ho condiviso un altro testo molto importante, molto bello, sempre un monologo che era Callas intanto, che raccontava la storia di Maria Callas vista dagli occhi della sua governanza. E dopo questo successo abbiamo deciso di raccontare la storia di un'altra donna e abbiamo scelto di raccontare Artemisia Gentileschi, perché questa donna è purtroppo estremamente attuale con la sua storia. Artemisia Gentileschi era una pittrice del Seicento che è stata violentata dall'amico del padre, Agostino Tassi, pittore anche lui,
all'età di 16 anni. Ha denunciato, il padre ha denunciato lo stupro, però lei è stata vittima di un processo come se fosse stata non la vittima ma la colpevole, è stata torturata per far ammettere, diciamo, la sua colpevolezza invece della colpevolezza del carnefice. E quindi la sua condizione di donna nel Seicento è stata una condizione di vita molto dura, molto difficile, non solo purtroppo per questo episodio, ma anche per il suo affermarsi come pittrice, perché è stata la prima donna a essere ammessa all'Accademia di San Luca, come non era mai accaduto prima, perché chiaramente all'epoca le donne non potevano, diciamo, fare certi mestieri, e lei invece è stata molto caparbia, molto decisa, ed è stata una donna che ha fatto valere i suoi diritti anche, diciamo, pagandoli a caro prezzo nella vita, perché comunque lei aveva un marchio e questa l'ha portata poi a girare e andare, insomma, nascondersi anche un po', perché questo marchio poi è rimasto addosso, diciamo, per tutta la vita e anche ai posteri. Quindi io ho voluto raccontare la storia di questa donna perché è la storia di una forza, la forza di una donna ce n'è bisogno, insomma, adesso purtroppo. Mi piacerebbe raccontare solo Artemisia in quanto pittrice attraverso le sue splendide opere, però è anche attuale quello che lei ha vissuto. Una donna determinata. Il premio il sindaco di Santa Margherita di Belice, il dottor Gaspare Viola, il premio per Deborah Campione. Grazie, sono onoratissima. Consegniamo prima il premio, così, e poi non so se vuole fare un breve saluto. Io sono onorato di essere qui questa sera. Devo dire che Palma, che ho conosciuto ad agosto scorso, è una città che ha un patrimonio straordinario di beni culturali e monumentali, ed è molto significativo che noi abbiamo celebrato la 18ª edizione del premio letterario Giuseppe Tomasi Lampedusa. Oggi, in questo momento, Santa Margherita di Belice e Palma di Montechiara si propongono di unire i loro sforzi, i loro valori, la loro bellezza, la storia, la cultura, sullo sfondo di Agrigento, capitale della cultura. È veramente un momento storico, straordinario e molto significativo. Grazie, grazie, buona serata, buon proseguimento e in bocca al lupo. Di questa serata e dicevo, beh, stasera non sarò emozionata perché è la terza edizione. Allora non è vero, sono emozionatissima. Comunque grazie della vostra presenza, grazie al sindaco Stefano Castellino, grazie a tutti i sindaci presenti, voi, Nino Graziano, vabbè, non posso elencarli tutti e temo di dimenticarne qualcuno, ma ci siete tutti nel mio cuore. Grazie davvero. E allora,
Che gioia! Gioia, veramente sono molto contenta. Spero stiate apprezzando quando abbiamo creato per voi, per questa edizione del Gattopardo d'Oro 2023, che ha fin qui messo al centro il capolavoro di Tomasi di Lampedusa e quello di Luchino Visconti, intersecandoli al convenimento dei premi e delle eccellenze tra le eccellenze. Ne abbiamo tante eccellenze italiane stasera presenti, tutte stimate nel mondo. E siamo ad una novità di questa edizione, sì, la celebrazione di un grande personaggio che ha contribuito alla storia del costume italiano. Nell'edizione del Gattopardo d'Oro 2023 abbiamo scelto di celebrare Raffaella Carrà. Voi dite che c'entra Raffaella Carrà? Ma Raffaella Carrà, che quest'anno appunto ricordiamo negli 80 anni dalla sua nascita, è stata un'icona di stile, un'icona che è stata nella televisione. Tutti abbiamo riso con lei, ci siamo divertiti. E allora quale migliore occasione di questa sera se non questa per ricordarla? E la ricorderemo con due personaggi speciali, ai quali riconosciamo i premi speciali. Allora, uno è lo storico capostruttura Rai Paolo De Andrés e la giornalista del TG1 Rai, questa sera padrona di casa, Adriana Palmitteri. Prego. Sono sempre io, scusatemi. Ora sei mia ospite. Sì, adesso cambio un po'. Adesso invertiamo i ruoli. Invertiamo i ruoli, sì, anche perché insomma io non dovevo condurre questa serata. Adriana Palmitteri ha lavorato per la rubrica Italia Sera di Rai 1 dal 2001, conduce il TG1 Rai del mattino, ha curato e condotto la rubrica del TG1 l'intervista, la trasmissione 1 mattina estate, ha seguito come inviata alcuni dei casi più scottanti di cronaca, ha pubblicato diversi libri di saggistica e giornalismo d'inchiesta, tra cui Vite sospese, Eutanasia un diritto, La vita senza limiti con Beppino Inglaro e tanti altri. E all'improvviso arriva questo, un libro molto diverso, Adriana, quello su Raffaella Carrà, la ragazza perfetta, in cui pagine piene di vita narrano la storia perfetta della ragazza perfetta. Paolo De Andrés, un grande, ha iniziato la sua carriera al cinema dove è stato produttore di film diretti da Federico Fellini, Bernardo Bertolucci, Francesco Rosi, poi il passaggio in Rai negli anni '80 per realizzare il colossal Marco Polo. Da quel momento ha sempre lavorato dietro le quinte dei programmi Rai, con una lunga esperienza a Domenica In, fino ai tanti show di prima serata con Fiorello, Giorgio Panariello, Gianni Moranti, Renato Zero e soprattutto Raffaella Carrà, con la quale ha collaborato per tantissimi anni ed è stato un vero amico. E questa è proprio la bellezza, l'amicizia. Vediamo adesso insieme un video dei tormentoni più celebri di Raffaella Carrà. Com'è bello fare l'amore da Trieste, com'è bello fare l'amore, io sono pronta, tanti auguri, Mattia, tanti auguri, in campagna di città, hai trovato la via giusta per la celebrità, questa bella sinfonia il mondo canterà.
soprattutto Raffaella Carrà, grande donna. La Chopin la conoscono tutti, l'hanno vista tutti, balla, canta, ma faceva delle interviste che ipnotizzavano il pubblico, perché fare tanti anni, per esempio Carramba, che sorpresa, ma tutti sapevano, il pubblico sapeva benissimo che ogni incontro che lei faceva si risolveva con Adriana Palminteri è qui, però tutti stavano incollati pur sapendo già la finale del film, rimanevano incollati alla televisione, c'era perché Raffaella quando intervistava ipnotizzava il pubblico e poi era una donna che non si può descrivere, peccato che non l'abbia conosciuta dietro le telecamere, è una persona, una grandissima professionista, e poi sceglieva tutti i collaboratori, ma senza, lei odiava i raccomandati, le cose, cioè lei doveva esaminare tutte le persone che collaboravano con lei perché dovevano essere capaci. Chi passava l'esame di Raffaella Carrà ancora oggi sta lavorando in televisione e lavora molto bene, anche se sì, mi sembra che adesso vedremo un video proprio dietro le quinte e quindi poi questo lo vedremo dopo. Intanto iniziamo con la nostra intervista, perché adesso vi devo intervistare. Ho detto che ruoli si invertivano, quindi vi devo fare qualche domanda. Inizio con Adriana. Adriana, di recente hai pubblicato appunto un volume in cui racconti attraverso gli incontri con chi l'ha conosciuta veramente, quindi e ha vissuto e ha lavorato con Raffaella Carrà, la vita di questa icona che è riuscita appunto a farci divertire, è stata con noi nelle case. Cosa ci vuoi dire di questo libro? Quali sono gli aneddoti che ti hanno colpito in particolare e che hai messo in evidenza appunto nel tuo libro? Prego. Allora, sono passata da temi tra virgolette molto drammatici, no? Quelli che hai indicato nei libri precedenti, a un'immagine di Raffaella Carrà che è appunto una donna che sembra una donna di spensieratezza. In realtà io in questo libro, nel quale ho raccolto le testimonianze delle persone che l'hanno conosciuta e appunto Paolo De Andrés è uno dei miei testimoni oculari, ho capito che Raffaella Carrà non solo è stata l'icona del cambiamento della televisione nel corso dei decenni, cioè da bianco e nero a colore, quindi anche il cambiamento proprio del modo di fare televisione, ma è stata una donna che è riuscita a affermarsi in quanto donna, con la sua volontà, con la sua capacità, con la sua serietà professionale. E io guardate, credo che ne abbiamo tanto bisogno, cioè di un modello di donna che riesce ad affermarsi tra tanti uomini che qualche volta si possono anche sbarrare la strada solo con le sue competenze. E quindi mi è piaciuto raccogliere le testimonianze, non so, anche del suo primo fidanzato, Gino Stacchini, calciatore che si occupa di calcio, sa che era un calciatore famoso, lei era poco più di una ragazzina, bell'aria, ma già aveva una grande tenacia, una grande grinta. Adriana Palminteri è l'ex sindaco di Agrigento, Filetto. Grazie. Prego di accomodarsi sul palco per premiare Paolo De Andrés. Che anche per te prego, vedi? Questa è la prima volta. È una cosa fidata o si può sentire? Stavo dicendo a De Andrés che con la Carrà si è riconosciuto un paese, aveva una magnetica capacità unitiva e la Molte ha fatto vedere come tanti mondi si sono riconosciuti in questa donna. Quindi onore anche a lei che ha potuto collaborare anche all'affermazione di questa icona. Grazie. Io ho avuto invece l'onore oggi di premiare un volto a noi familiare che allieta le nostre mattine con grazia, garbo e gentilezza. Colgo l'occasione per
ringraziare tutti a nome del prefetto che non è impossibilitato per presenziare per impegni istituzionali. Volevo veramente ringraziare i sindaci, gli amici, la Presidente, tutta la cittadinanza, gli artisti che ci hanno emozionato veramente stasera, dalle musiche di Piovani, al De Andrés, alla Capriolio, e poi alle interpretazioni magiche dell'artista Scarpati. Io volevo solo dire che Palma veramente, così faccio portavoce, rubo, darò poi i diritti d'autore al nostro prefetto, che ha dato un messaggio molto bello l'altro giorno. Io per motivi personali mi sono ritrovato a riapprezzare i luoghi di Palma a distanza di anni, dalle spiagge del Castello, la Vicenzina, Roccatenna, Buca Cannella, abbiamo un patrimonio incommensurabile. Il mio invito, che è quello che faceva il prefetto, a reinnamorarci di Palma, è un invito che faccio veramente a tutti. Reinnamoriamoci di Palma e corriamo forte tutti verso questa direzione con Agrigento, la Sicilia, per un rilancio immediato. E adesso, riportando brevemente il messaggio del Gattopardo, volevo dire dal film una frase del principe Salina, diceva perché tutto rimanga uguale bisogna che tutto cambi. Io invece il messaggio in positivo che voglio conferire oggi è: vediamo il bello e riusciamo così a cambiare la nostra città e tutto il contesto. Grazie a tutti e in bocca al lupo, e corriamo forte con l'ingegnera Ronica verso le nostre mete. Grazie a tutti i partecipanti. Grazie. Mi spiace perché non sarò con voi una serata che attorno al Gattopardo attovaglia musica, letteratura, arti performative, danza e cinema, però grazie all'associazione Giuseppe Tomasi di Lampedusa, alla dottoressa Letizia Pace e chi ha suggerito che almeno per una sera il mio nome possa essere accostato a quello di Nicola Pepani, di Giulio Scarpati, di Andrea Caprioli, di un'istituzione prestigiosa come il Teatro Massimo di Catania, e accostato a una delle opere eterne, monumentali della nostra letteratura e del nostro cinema. Come il Gattopardo, si dice sempre in mano retorica che siano i grandi strumenti di interpretazione del carattere italiano, sul genere originale profondo, più di una ragione per leggere e rileggere anche visivamente questo e l'opera Orologio, saggio sul Gattopardo, Bacini 2017, va ricordato anche il Gattopardo spiegato a mia figlia. Allora facciamo subito il punto con la professoressa, intanto ci davamo del punto, abbiamo deciso di darci sì, assolutamente. Allora, è molto curioso il fatto di avere scoperto dei nuovi luoghi del Gattopardo. Dove sono questi luoghi? Allora, questo è strano, nel senso che quando si comincia una ricerca non si sa mai dove si va a finire. A un certo punto sono riuscita a riposizionare dentro il Gattopardo un luogo che si trova sui Nebrodi e che si chiama Figata, che diciamo prima di allora prima delle mie ricerche non c'era mai finito. Però questo mi ha permesso in realtà di riattraversare tutti i luoghi con uno sguardo diverso, e naturalmente anche Palma. Io ti ascoltavo quando hai parlato, hai citato la lettera di Enrico Merlo, ma oggi noi sappiamo ancora di più, perché grazie a una persona che non c'è più, che si chiama Gioacchino Lanza Tomasi, a cui credo Palma sia molto affezionata, che ho avuto il privilegio di avere letto nel maestro in qualche modo, è stato possibile avere accesso a delle carte nuove, e oggi sappiamo che Palma è importante anche in una fase di ideazione, perché Tomasi comincia a scrivere il Gattopardo nel 1954 e dopo la prima parte si blocca e ha bisogno di venire a Palma, di vedere i luoghi per ritornare di nuovo a scrivere. Il primo anno di quella che allora si chiamava ancora scuola media,
Il mio professore di italiano portò in classe un piccolo libro che si intitolava Il Gattopardo. Con la sua voce forte e chiara spiegò brevemente di cosa parlava e accennò i personaggi. Ci assicurò che era un libro talmente bello che avrebbe lasciato una traccia duratura nei nostri cuori. Fummo invitati a leggerlo durante le vacanze estive. A quel tempo non ero particolarmente brava come studentessa, però stavo già diventando, senza rendermene conto, una lettrice curiosa e insaziabile. Non sempre completavo i compiti che c'erano assegnati per casa, eppure non riuscivo più a fare a meno ogni giorno di ritagliarmi un po' di tempo da dedicare alla lettura. Mi piacevano soprattutto i fumetti della Marvel, L'Uomo Ragno, i Fantastici 4 non avevano segreti per me. Drammatici a quelli più leggeri, danno l'eccezionale prova di sé in teatro, cinema e televisione. Ha lavorato in teatro con Ennio Confronti, Giuseppe Rodoni Grippi, Nora Venturini, Massimo Romeo Piparo, con il quale del teatro Sistina è stato protagonista di un allestimento eccezionale di Billy Elliot, registrando il sold out in una serie di innumerevoli repliche. Quanto tempo? No, l'abbiamo fatto all'inizio e alla fine della stagione scorsa, lo riprenderemo poi il prossimo anno da gennaio a... Allora, io confesso che non avevo visto quindi però Sistina, nota al grande pubblico per un medico in famiglia che gli ha dato una grandissima notorietà, ha messo in salto la sua straordinaria professionalità e l'innato talento in produzioni come Il Giudice Ragazzino, che interpreta il ruolo di Rosario Di Latino, ma soprattutto, insomma, noi ti abbiamo conosciuto, credo tutti noi, come un medico in famiglia che ha rappresentato uno dei momenti più celebri della tua carriera. Vediamo il video, poi commentiamo? Ok. No, dai. No, si fa così, Pronta? Via! Vai! In maniera eccellente e significativa poi in questa terra che è Rosario Livatino, scusate, il Giudice Ragazzino, e quindi vediamo un po' il video dell'interrogatorio di Rosario Livatino. Buongiorno. Il cancelliere non aspettiamo? No, verbalizzo io. Grazie. Generalità? Migliore Giuseppe. Nata Canicaticcio. Voglio ringraziare l'orchestra, un applauso a questa orchestra, signori. Tornare proprio nell'atmosfera. Allora, premio Gattopardo d'Oro 2023 a Giulio Scarpati, con un grande applauso. Bravo. Abbiamo già letto le motivazioni, quelle che non dobbiamo ripeterle, e premia, consegna il premio alla dottoressa Letizia Pacio. Allora, hai ricevuto tanti premi, ma questo... Grazie a lei. No, questo guardi che bello. Non è frequentissimo. È per l'orafo Michele Affidato. Complimenti. Facciamo i complimenti. Sì. Emozionata? Che dire? Sono contenta della sua presenza, devo dire che ha impreziosito questo Gattopardo d'Oro, ha messo un tassello molto importante. E poi che dire, i personaggi che ha interpretati sono ricchi di umanità, e quindi le parole che ha detto, che ha citato Livatino quando dice dobbiamo essere credenti ma credibili, dovrebbe essere il mantra che ciascuno di noi dovrebbe ripetere. Grazie. Insomma, niente, la bellezza di questi luoghi, ma anche la bellezza dei progetti che avete appunto per Capitale della Cultura, per cui insomma, me ne bocca al lupo a Grazie alla Sicilia, grazie dell'augurio.
accettiamo volentieri perché ci crediamo e bisogna crederci per affrontare con energia e forza e ci riusciremo. Grazie, grazie. Allora, siamo arrivati alla fine, siamo tutti qui, e si chiude questa bellissima serata e quindi io vi ringrazio da parte mia, ma soprattutto devo ringraziare il sindaco di Palma di Montechiaro, l'ingegner Stefano Castellino e tutta l'amministrazione comunale. Vi prego di fare qualche applauso caloroso, tutte le autorità presenti, i sindaci di Agrigento, Bottenterre, Santa Margherita di Felice, il presidente dell'istituzione Giuseppe Tomaso di Lampedusa, Letizia Pace e tutto il direttivo, il direttore artistico Nino Graziano Luca che ci ha seguito comunque al telefono e che ringraziamo, i suoi collaboratori Giuseppe Bracco, Alessandra Falzone, Giusia Badessa che era qui dietro e mi ha guidato, insomma veramente è stata bravissima, l'orchestra Ensemble Bellini del Conservatorio Bellini di Catania, diretta dal maestro Giovanni Anastasio, la cantante Ornella Fumetto, la Compagnia Nazionale di Danza Storica diretta dal maestro Nino Graziano Luca, i maestri, le dame, i cavalieri della compagnia e della compagnia Young, costituita da una selezione di ragazzi del liceo coreutico Angelo Musco di Catania.